Odiare ti costa, sui social ancor di più, è il conto che il segretario regionale della Federazione Sindacale di Polizia si appresta a presentare, stavolta si presume salato. Ad originare l'ira della FSP l'atteggiamento sprezzante di un giovane fermato per un controllo ieri a Ponte nelle Alpi. Il ragazzo era senza mascherina, gli agenti lo hanno identificato, mentre questo, incurante delle conseguenze, ha iniziato a filmare la scena con lo smartphone. È un dato di fatto oggettivo che siete senza mascherina? Certo, sono senza mascherina. Perfetto, ok. È un dato di fatto oggettivo che viviamo insieme e sono senza mascherina fuori all'aria aperta? Ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? In tempo reale il video è stato postato su Facebook. Il tono dei commenti non ha lasciato spazio a immaginazione. Grazie ai social l'attività di polizia non può essere nemmeno più fatta se si contesta anche verbalmente un comportamento fuori dalle righe per essere poi messi alla gogna mediatica. Questo noi non lo accettiamo. La misura è colma, dice Ceolin, che ribadisce come in questo periodo di superlavoro gli uomini e le donne delle forze dell'ordine non sono andati a caccia dei trasgressori, contrariamente a quanto stanno facendo alcuni cittadini. Le norme sono strette per tutti e qualche reazione si è avuta, ma mai e poi mai nessuno, nemmeno il più recalcitrante, si è permesso a mettere la gogna pubblica dei poliziotti o degli esponenti delle forze dell'ordine che sabati, domeniche, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio saremo sulle strade, ma non perché ci divertiamo a sanzionare i cittadini, per tutelare la sanità pubblica e per tutelare la collettività. L'importante è che ci rendiamo conto tutti. Lei si rende conto della sua capacità di ragionamento in questo senso? L'importante è che ognuno si renda conto della propria capacità di ragionare. Certo, quindi mi devo rendere conto della mia essendo fuori all'aria aperta senza mascherina. Trogloditi, zio. Il video e i relativi commenti sono scomparsi dalla pagina del destinatario dell'accertamento, ma il post è stato scaricato e questa mattina una denuncia è stata depositata in procura. Se al poliziotto davanti gli capita una persona senza mascherina, un minimo di identificazione e di far rilevare l'assenza della mascherina dovete concedere agli operatori di polizia, senza essere poi sbattuti sui social e abbandonati dai leoni da tastiera.